Buonasera a tutti, siamo in provincia di Padova, a Piazzola sul Brenta, nell'ex Youtuficio. Qua, tra pochissimo, ci sarà una sfilata di alta moda organizzata dalla Fashion Lady Eventi, che è un'agenzia di Pordenone di Padova. Ci troviamo proprio qui, sulla passerella, in cui tra pochissimo ci sarà questa sfilata. Sarà una serata molto particolare, in quanto ci saranno numerose stiliste, anche molto famose. E non solo, quindi venite con noi. Ciao, tu come ti chiami? Da dove vieni? Ciao a tutti, sono Gloria e abito a Fontane di Villorba. Qual è il tuo ruolo all'interno di questo grande evento? Cerco di aiutare e coordinare questo grande, immenso backstage. Sei emozionata? Moltissimo, e anche per voi. Va bene Gloria, grazie mille, ci vediamo dopo. Ciao, il tuo nome, cognome? Francesca Zonca. Tu sei una modella? Sì, stasera sfilo. Come ti senti? Sei emozionata? Emozionata no, perché sono 6 anni che faccio più o meno questo hobby, lavoro, passione, se possiamo dire. E da quanto tempo è che lavori con la Fashion Lady Eventi? Ma saranno almeno 2 o 3 anni. Ho conosciuto Giulio in occasione di un concorso e mi chiama spesso per sfilate, quindi sono veramente grata per tenermi sempre in considerazione. Perfetto, sai già per quali stiliste sfilerai? Ho più di un'uscita, se devo essere sincera, passiamo dall'intimo al casual all'elegante, vari stili diversi. Sì, i nomi non saprei però dirteli. Va bene, ok, allora ci vediamo dopo. Ciao, sei una modella? Sei una modella? Ah ok, è inglese, niente da fare. Niente, buona serata. Tu sì, dimmi che sei una modella. Perfetto, fantastico. Eccoci qua. Ciao, tu sei una modella, giusto? Ciao, sì, sono una modella. E nome, cognome e da dove vieni? Mi chiamo Serena Busnardo e vengo da Bassano. Ah, però. E da quanto tempo è che lavori per Giulio Romi e la Fashion Lady Eventi? È la prima volta questo. Ti ha contattato Giulio comunque? Sì, proprio guarda la primissima e vediamo se continua. Visto che è la prima volta, sei un po' emozionata? Ma sinceramente non più di tanto, perché le ore sono tante e alla fine sì, anche stancante. Va bene, ti auguro buona fortuna e buona sfilata. Tu sei una modella, giusto? Giusto. Come ti chiami e da dove vieni? Ilaria e vengo da Padova. È da molto che lavori per la Fashion Lady Eventi? In realtà da poco, diciamo. E quanto devi sfilare? Per che abiti, lo sai già? Sì, per il negozio di intimo Wonderland. Perfetto, sei emozionata? Sì, un pochino. Ma sì, andrà tutto quanto per il meglio. Noi ti auguriamo buona fortuna e ti vedremo dopo in passerella. Ci troviamo qua con l'organizzatore della Fashion Lady Eventi. Ciao Giulio, parlaci un po' di questo evento. Che cosa ti aspetti da questa serata e cosa noi dobbiamo aspettarci? Secondo anno che siamo qui alla Piazzola sul Brenta, grazie alla Proloquio Comune di Piazzola, è sfilata di moda con tanto spettacolo, con le collezioni Donna-Uomo 2018, quindi ci auguriamo che tutti si divertano soprattutto. Perfetto, a questo punto ti salutiamo Giulio e speriamo che questa serata vada esattamente come l'hai programmata e niente, ci vediamo dopo. Benissimo, grazie a Veronica Pepe che fa da valletta questa sera, non sfilerà ma la vedremo prossimamente sfilare anche lei, grazie. Ciao Giulio, buona serata. Veronica Pepe, Fashion Lady Eventi, Giri Ferro Team. Allora, non ho la giacca, la avete da dopo. Buonasera, benvenuti al ex edificio di Piazzola. Alle 21:15 inizierà la sfilata di moda. Allora, abbiamo molto da vedere. Io vi raccomando solo una cosa, di fare molta attenzione agli abiti, soprattutto perché al di là dello spettacolo è giusto che sia una vera e propria sfilata di moda, con le collezioni nuove 2017-2018, inizieremo con il casual di quadricerchio, dopodiché abbiamo gli accessori ottico di Frisarin, che sono di Piazzola entrambi, l'intimo, quindi io adesso vi lascio, anzi non lascio niente, ci rivediamo dopo, madrina della serata, Rosy Pozzato.
by Miss Ove, Miss Mamma, Miss Tutto. Tra l'altro vestita dalla nostra stilista Manuela Soldati. Invece chiamiamo la nostra bandiera di questa serata, la nostra balletta Veronica Pepe. E la ricezione questa serata lei veste un abito di Piera Gabrieli. Facciamo un grande applauso alla nostra balletta, ricezione Veronica Pepe. Adesso vuoi partire con il quadricerchio, la balletta vieni qua Veronica, venite qui, venite qui, venite qui, in centro la presentatrice, a fianco madrina e balletta, e se vuoi presentare il quadricerchio insieme a altri. Esatto, presentiamo il quadricerchio. Il quadricerchio è un concept store che offre marchi di abbigliamento trendy sia per uomo che per donna. Il giusto prezzo per un grande shopping. All'interno potete trovare King Kong, Suzy Mix, Rinascimento, Sordino, Gas e altro ancora. Lo trovate in questo negozio a Piazzola sul Brenta, in via Dante 27. Lo potete trovare anche sulla pagina Facebook e pagina Instagram Quadricerchio. Io direi di lasciare il palco e di lasciare spazio ai vestiti e alle collezioni, agli outfit autunno inverno 2017-2018 del Quadricerchio.
che ci ha consigliato e fornisce il concept store del Quadricerchio. Vorrei qui chiamare sul palco Ivana Zonta, proprietaria, e suo marito Walter del Quadricerchio. Grande applauso. So Ivana che volevi dirci qualcosa appunto per ricordare. Dove troviamo il Quadricerchio? Qui a Piazzola ma anche via. Allora, sì è vero, volevo dirvi qualcosa, ma è un'ansia talmente grande stare dietro che non so più che cavolo dire, quindi cerco di riassumere in fretta. E dicevo, non mi serviranno neanche gli occhiali, invece sì, vabbè, è l'età, Un ringraziamento doveroso, ma veramente doveroso, lo devo a tutte quelle persone che in questo nostro lunghissimo periodo lavorativo ci hanno seguito, ci hanno gratificato, si sono fidate della nostra professionalità. Basta, io mi fermerei qui, non posso dire altre cose, il tempo corre veloce, la serata è densa, è scoppiettante e quindi continuiamo, ringrazio tutti, anche da parte di Walter ovviamente, e divertiamoci insieme. Voilà! Bellissimo discorso, grazie a te Ivana, grazie a Walter, grazie ai nostri modelli, e io ora direi di continuare la sfilata con un altro protagonista di questa serata che avete già visto, perché il Quadricerchio, i modelli sfilavano con abiti di Quadricerchio ma anche con occhiali dell'ottica Frizzarin. Infatti adesso vedrete sfilare solo esclusivamente le nuove collezioni di ottica Frizzarin. Il centro ottico Frizzarin nasce nel 1992 a luglio, hanno festeggiato i 25 anni, pensate, di attività. Sono certificati come negozio di alta qualità per la loro professionalità. In questi anni sono cresciuti investendo in ricerca e mettendo sempre a disposizione del cliente le più moderne tecnologie del settore, la loro professionalità e la passione per il lavoro. E a fine passerella qui chiameremo sul palco la proprietaria del centro ottico Frizzarin, che è Martina Frizzarin, ma poi vedrete, la conoscerete meglio per potervi fidare di lei. Ecco le nuove collezioni 2017-2018 del centro ottico Frizzarin.
passerella Ottico Rinterin, Piazzola sul Brenta. Appunto, come dicevo prima, con due nuove giunzioni. Allora, tra pochi abbiamo Riccardo e Federico, che sono fa parte del nostro staff, che accogliamo volentieri. Facciamo un grande applauso anche a loro. Vogliamo vedere la signora Frizzarini con i suoi assistenti che fanno passerella. Una passerella di guardi con un bel applauso, se volete. Grazie a tutti, grazie a voi ragazzi per essere rimaste qui. E ora, da pochi istanti, mentre il palco si libera, donne e uomini, sedetevi perché adesso vedete sfilare i nostri modelli e modelle in intimo. Da più di un anno Wonderland propone un ampio e ricercato assortimento di intimo moda, pigiami, raffinata biancheria, costumi e lingerie con coppie differenziate, prezzi per ogni disponibilità per spesa. Tra i marchi Positano, Muy Guapa, Paradise Beachwear,
e molti altri. Presente inoltre anche gli accessori. Wonderland di Alice Berlin si trova in via Martin Ungheria ad Avaro Lerben. Ebbene, io lascio sempre il parco per la collezione autunno-inverno 2017-2018 di Wonderland intimo di Alice Berlin. Un grande applauso.
applauso, Alice Bertin insieme alle ragazze, venite, ragazze, Alice siete distratte, venite. È di Abano Terme, Alice, quindi qui vicino, potete andarla a trovare perché oltre ad avere delle cose bellissime che avete visto come intimo di marca, prego. Vieni Alice. Vi può anche consigliare sia donna che uomo. Alice Bertini. Grandissimo applauso. Alice, cosa possiamo trovare nel tuo negozio e da quanto tempo hai aperto questa attività appunto ad Abano? Buonasera a tutti, il mio negozio Wonderland Intimo è aperto da solo 1 anno e mezzo. Io sono situata in via Martiri di Ungheria 6, proprio di fronte alla casa di cura. Nel mio negozio potrete trovare, oltre alla lingerie che avete visto stasera, da donna, da intimo uomo, pigiami, intimo, appunto, e costumi da bagno e anche abbigliamento sportivo. Quindi vi aspetto, se volete visitare la mia pagina Facebook Wonderland Intimo troverete orari e quant'altro. Grazie. Alice Bertin però ha una mascotte che la chiamiamo Ilaria Maiolo, facciamo un applauso, è il portafortuna del negozio Wonderland. Ilaria Maiolo, vieni, bellissima, alla quale se Mario metti un po' di musica gli farei fare una passerella. La mascotte di Wonderland Intimo, Ilaria Maiolo. Allora, Ilaria, oltre a essere una fotomodella piuttosto ricercata, vero Ilaria? Quanti anni hai? 17 anni. Vieni qui con me, anche con Alice. Alice, vieni, dai, vieni. Ah, a proposito, non hai fatto sfilare? Non ti hai fatto sfilare? Sono timide queste, va bene, ok. Dicevo, Ilaria, dove mi metto io che do fastidio? Qua. È anche una bravissima fotomodella molto ricercata e canta benissimo. Allora io volevo chiedersi, Ilaria, mi fai in bianco, o come si suol dire, a cappella, vieni qua, no? Riporta tutto, un 10 secondi per capire come canti. Un applauso lo facciamo? Ciao Ilaria, ringrazio Alice che ha il frustino in mano perché trovate anche accessori, negozio di intimo però, non altre cose strane. Ok, grazie alle ragazze, accomodatevi perché adesso abbiamo una pausa, vi lascio insieme a Claudia.